Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Antivigilia per quanto riguarda di primavera anche a Cormons, una bella iniziativa con Elena Gasparin per continuare a mantenere viva la cultura del verde da queste parti, no? Sì, buongiorno a tutti, questo per noi è un appuntamento importante, noi siamo ogni sabato in realtà in piazza qui Libertà a Cormons. Quest'oggi abbiamo voluto riproporre un'iniziativa che abbiamo già fatto in autunno in occasione della giornata dedicata all'albero, alla giornata appunto nazionale dedicata agli alberi, e siamo praticamente nella vigilia di primavera, dell'inizio della primavera, quindi abbiamo pensato di riproporre questa iniziativa. Un'iniziativa che piace, un'iniziativa perché aiuta a sensibilizzare proprio la popolazione su quello che è il tema ambientale. Ricordiamo che l'11 di marzo c'è stata Mi Illumino di Meno e oggi abbiamo voluto chiamare questa iniziativa Mi Illumino di Verde. Per noi è importante che la popolazione sia sensibilizzata su quelli che sono gli aspetti ambientali. Ormai è un dovere, no, farlo, e quindi abbiamo pensato sia attraverso la biciclettata un po' che il comune, ma in particolare l'Auser ha voluto fare l'11 di marzo, che abbiamo comunque dato il nostro sostegno, siamo felici di questa iniziativa, ma anche qua abbiamo voluto oggi ribadire questa importanza dell'aspetto appunto ambientale e del rispetto di quello che è il nostro territorio, perché alla fine l'importante è proprio tutelare i valori paesaggistici ambientali proprio per le nuove generazioni, per il futuro. Oggi noi siamo qua questa mattina, stiamo regalando delle piantine che abbiamo recuperato dal vivaio forestale della regione Friuli Venezia Giulia, che ringraziamo perché sono disponibilissimi e gentilissimi, e in particolare siamo qua a donare il carpino bianco, l'acero campestre, il mirabolano e la lantana, quindi 3 tipologie di alberi che noi desideriamo che la gente prenda come dono, e come dono appunto lo doni alla terra, lo piantumi in questo momento, certo, e lo faccia crescere per simbolo proprio del futuro. Certo, ecco. Senta, questo caso è rivolto a lei. Verde speranza, nel senso che le radici, se si attaccano al terreno, portano i frutti finali, no? Sì. Quelli sperati. Quelli sperati, ecco, perché siamo chiaramente, presto voteremo e la speranza è un cambiamento, e questo cambiamento passa attraverso sicuramente, io dico sempre, la candidatura di una donna quale sindaco di Cormons. Cormons non ha mai avuto un sindaco donna, quindi la speranza è sicuramente un cambiamento, certo, ma una speranza anche di un cambiamento di approccio un po' alla politica, che come vediamo c'è tanto bisogno di questo cambiamento, lo vediamo anche a livello internazionale, e quindi io credo che forse noi donne potremmo dare quella spinta in più, certo, quel modo diverso di fare politica, e forse anche di creare maggiore empatia e maggiore collaborazione tra le persone. E io concludo dicendo, soprattutto se hanno persone preparate che conoscono bene le stanze dei bottoni, ancora meglio. Certamente. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei e a tutti quanti. Bene.